Essere Gramsci. Che cosa significa essere Gramsci? Essere Gramsci come l'essere che era Gramsci, che è Gramsci, perché l'essere rimane, l'esserci scompare. Essere anche Gramsci, secondo me, anche come noi poter in qualche modo prendere da questo essere Gramsci per il nostro essere. E in ogni caso l'essere veramente totale. Perciò non solo filosofo, questo spezzettamento di categorie e di funzioni, filosofo, scrittore, politico, rivoluzionario, è sempre un modo di essere che è molto particolare, quello di Gramsci, perciò noi ci basiamo soprattutto su quello che è l'essere totale di Gramsci, con tutte le sue facoltà di pensiero, sentimento e volontà, che in lui erano perfettamente equilibrate. Perciò una biografia puntata sul discorso di un certo tipo di amore che Gramsci ci insegna, che è quello della volontà che non è solo pura energia per voler arrivare a un obiettivo, ma è anche un discorso che abbraccia tutto il mondo, non soltanto la propria persona come affermazione della propria persona. E poi abbiamo Gramsci, noi abbiamo Gramsci, vero? No, Corrado? Sì, non darmi questa responsabilità. Io sono molto felice di proseguire questo discorso che è iniziato con la mia interpretazione di Gramsci nel film Nel mondo grande e terribile, che ci sta dando tante piccole soddisfazioni, e questo penso che sia, per me, un arricchimento enorme, personale, però trovo che tutto questo interesse su Gramsci, crescente, anche perché appunto queste manifestazioni sono all'interno dell'anno gramsciano, ma possa veramente essere un nuovo slancio per la conoscenza di questo personaggio straordinario che nel mondo ha un'importanza fondamentale e che qui da noi troppo spesso è ignorato, e quindi non bastano mai le iniziative su Gramsci.